Sandra Moretti. Bisogna ricordarsi che il prodotto del territorio è un prodotto che va eccezionale, seguito e che va sì, portato, perché è un prodotto nostro che abbiamo naturale sì. qua. Buongiorno. Stiamo cercando di portare avanti questa medicina di gruppo, non soltanto dare qualità al nostro lavoro, ma significa dare qualità all'assistenza. E aumentare invece gli ambulatori vicino al territorio. Mio bisnonno, mio nonno, mio papà. E adesso, dopo di lei? Chi lo preferi? Lei è ancora parlamentare? No, dimessa. Brava. Allora il discorso cambia. Bene, che bella signora giovane. Vogliamo facce giovani. Sì, Ci bisogna. porta buono. Sento tante volte per televisione. Grazie, anche, grazie signora. complimenti. A maggio avremo una bella sorpresa. Grazie. Questione di criticare, questione di capire, no? Stiamo facendo una classe dirigente che ha l'età dei tuoi figli, che si sta caricando sulle spalle la responsabilità di una cattiva politica. Il cittadino, il bianco, rosso e verde, non importa niente. Guarda, io sarò il presidente veneto di tutti i veneti, anche quelli che hanno votato dall'altra parte. Ciao, grazie. Ciao. Bisogna che si faccia conoscere, se no a chi gli diamo il voto? I burocrati li dobbiamo sconfiggere e la politica deve sopravvalere sul burocrate. Cosa fa Alessandra Moretti per il Veneto? Ovviamente la svolta nel Veneto come la diamo noi? Guardate, la svolta nel Veneto è necessaria. Vorrei sapere quali sono i tuoi progetti per i ragazzi, per i giovani. Centesimo comune, 19 giorni. Non continuare a lamentarsi che se le cose funzionano poco, se ci sono pochi soldi, è sempre colpa di Roma. Però il segnale che abbiamo voluto dare di partire dai più piccoli è perché anche i comuni piccoli hanno la stessa dignità dei comuni grandi.